Oggi sono tornato a trovare un amico, Pierluigi Perbellini, perché vogliamo parlarvi di un ritorno importante, un ritorno da fine pasto, il tartufo. Eccolo qua. Dopo qualche anno di oblio, di dimenticanza, chiamiamolo così, sta tornando alla grande. E allora avevamo bisogno di un esperto per capire perché. Intanto bianco e nero. Come nascono i tartufi? Partiamo dal nero. Allora, il nero è avvolto in una granella di amaretto, nocciole e cioccolato e con questa granella si va poi a lavorare sul gelato stesso, che è un gelato al cioccolato e vaniglia e viene appunto ricoperto di granella e poi riposto in freezer in modo che tutto si solidifichi e venga compatto. La granella è uno dei segreti. La granella è uno dei segreti e assieme anche al gelato. C'è una grossa componente manuale, vero? Sì, assolutamente. Sì, perché il bello del tartufo è che comprimendo la granella attorno al gelato questa si unisca in profondità e molto bene. Dimentichiamoci il tartufo quello spolverato con il cacao Certo. e basta. Quello bianco è una granella di cocco e amaretto, leggermente profumata all'arancio, e il gelato invece è una fior di latte con all'interno un cuore di gelato alla vaniglia. Anche lì tutto a mano, tutto fatto con dosi personalizzate, immagino. Assolutamente sì. Noi come da tradizione ci produciamo tutto. E quindi partiamo dalle materie prime di base e andiamo a produrci la granella, il gelato, tutti quelli che sono i componenti che poi andranno a costituire il tartufo. Senti Piero, perché è stato dimenticato il tartufo? Ma soprattutto perché negli ultimi anni ha preso probabilmente sicuramente per una modalità di produzione più veloce, industriale e innanzitutto la granella non è più stata messa attorno manualmente, ma si è optato per una spolverata semplice di cacao e quindi viene a mancare anche quell'equilibrio contrasto tra il gelato e la croccantezza invece di quello che è la granella che si mette attorno. E poi ho scoperto anche un'altra cosa, che questa particolarissima varietà di tartufo non nasce sottoterra, quindi non avete bisogno di un cane, vi basta un cantiero. Ho fatto una battuta, vabbè. Scusa. Ciao ragazzi.